C'erano altri due complici nella banda che aveva preso di mira i musei veneziani. I carabinieri del nucleo investigativo di Venezia hanno arrestato stamane Francesca Panisson, di 52 anni, e Marco Vidal, di 28 anni, entrambi con precedenti per furto. Secondo la ricostruzione dei militari, i due avevano preso parte attiva alle due rapine messe a segno dalla banda a Mestre il 4 novembre nel 2012 nel supermercato Di Più e il 24 novembre dello stesso mese nel Prix di Marghera. La Panisson aveva fatto da palo assieme a Daniela Biasioli, la guardia giurata arrestata il 24 maggio scorso durante le due rapine, mentre Vidal era entrato con il volto travisato nel supermercato Prix assieme a Martina Tiozzo e Fabio Venier. Si tratta di una banda di malviventi che aveva un disegno molto ambizioso. Dai supermercati progettavano di passare ai musei Correre e Palazzo Ducale con blitz notturni per rubare opere d'arte e poi agli uffici postali di Venezia, Verona e Treviso. In maniera chiara pianificavano di colpire prima il Correr, poi a Palazzo Ducale e poi a degli uffici postali della provincia di Venezia, per poi probabilmente allargarsi, per quanto abbiamo acquisito, alle province di Verona e Treviso. Gli obiettivi venivano scelti sulla base dei luoghi di lavoro dell'ex guardia giurata, la Biasioli. La banda si organizzava sulla base delle misure di sicurezza che la Biasioli scopriva durante le sue missioni di lavoro.